Ma quello che ha fatto lei, nel senso che le dimissioni ci stanno tutte, anche perché la pulizia oltre un certo livello di problemi si fa solo con queste azioni, cioè si manda a casa tutti. Mentre il governatore del Veneto, Luca Zaia, sottoscrive le dimissioni di Renata Polverini insieme a quelle di tutti i consiglieri regionali del Lazio, il Sole 24 Ore di questa mattina elenca regione per regione le spese di personale e strutture. Mentre la Sicilia conquista la maglia nera per spesa di personale e numero di dipendenti, il Veneto, possiamo dirlo nella classifica, non è tra le più sprecone. 29 milioni e 200 mila euro se ne vanno per il personale, in tutto 5.300 persone, mentre altri 43 milioni vengono spesi per il funzionamento, totale 72 milioni di euro certificati e approvati dal Consiglio regionale. Questo mentre il governatore Luca Zaia ci tiene a sottolineare che lui ai rimborsi ha rinunciato da un pezzo. Non voglio mettermi le medaglie al petto perché non mi sembra il caso, io ho fatto una scelta di vita per non farmi rincorrere continuamente da qualcuno, anche da voi, che mi dite sempre mai i rimborsi della macchina, io ho rinunciato d'ufficio a rimborsi della macchina, a Telepass, giro con la mia macchina, ho l'obbligo solo su alcune manifestazioni di avere la scorta dei carabinieri per vicende purtroppo anche tristi che mi hanno visto coinvolto, punto e basta, ma chi mi vede in giro se mi vede con la 500, cioè non c'ho nulla da nascondere.